Si potrà assumere senza ricovero fino alla nona settimana di gravidanza, prorogando il termine delle 7 settimane previsto finora. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha aggiornato così dopo 10 anni le nuove linee guida sulla pillola abortiva RU 486. Sono basate, dice, sull'evidenza scientifica, prevedono l'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico in day hospital e fino alla nona settimana. Prosegue un passo avanti importante nel pieno rispetto della 194, che è e resta una legge di civiltà del nostro Paese. La decisione del Ministro arriva a seguito del parere chiesto all'Istituto Superiore di Sanità dopo l'ondata di proteste per il provvedimento approvato a giugno dalla Giunta leghista in Umbria, che ha deciso lo stop all'aborto farmacologico in day hospital, revocando una delibera regionale del 2019. Le direttive approvate già 10 anni fa dal Ministro consigliavano infatti 3 giorni di ricovero per la paziente che assumeva la pillola abortiva, lasciando però la scelta alle regioni che nella maggior parte dei casi hanno così optato per la somministrazione ambulatoriale e dunque senza ricoverare la donna che voleva interrompere la gravidanza. Adesso va fatto in day hospital nelle strutture pubbliche e private convenzionate e le donne possono tornare a casa mezz'ora dopo aver assunto il medicinale. Non è soltanto un farmaco, la pillola RU 486, non è soltanto una modalità diversa per applicare la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza. È quella pillola l'ultima battaglia vinta dalle donne nella difesa del proprio corpo, l'ultimo capitolo di una storia umana e politica lunga quasi mezzo secolo per avere il diritto di parola sulla scelta, a volte amara, di dire no a un figlio. Oggi un nuovo tassello.